Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi parleremo dell'anima gemella, proprio perché è una cosa molto importante e vedo sul tubo alcuni predicatori e pifferai magici che la denigrano dicendo che non è importante di qua, non è importante di là. Bene, però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il The Gara Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico. E siete anche invitati a seguire alle 21 il cerchio di fuoco dell'Italia, che ogni sera che il The Guard attiva, ogni sera sul Telegram alle 21, il link lo vedete qui sotto in descrizione. Bene, parliamo un po' di questa anima gemella che viene un po' denigrata da molti predicatori sul tubo, dicendo che anche se l'anima gemella si incontra, non è detto che bisogna per forza sposarsi, anzi molte volte non è così. E quindi anche se passa a fianco noi, visto che la rincontreremo spesso e durante la vita la incontreremo sicuramente, anche se non è proprio nostra moglie, nostra fidanzata, nostra compagna, fa lo stesso. Nella realtà, nella Kabbalah, l'anima gemella è praticamente la parte che si deve riunire noi per poter poi ritornare alla Keter. Quindi è importantissima l'anima gemella, è praticamente quella parte di noi che serve a noi e sia a lei per poter ritornare indietro nell'albero della vita e ritornare a casa, alla luce infinita, alla beatitudine. Se non ritroviamo la nostra anima gemella, praticamente noi saremo sempre destinati a riscendere e a farsi tutti i cerchi della vita come una immensa giostra. Dovremo sempre salire e scendere, e in questo momento stiamo magari perfettamente e fisicamente in forma, ma la prossima volta potremo scendere e avere qualche problemino. Quindi il vostro Marietto vi consiglia sempre di iniziare la ricerca della vostra anima gemella con tutti i meccanismi e le potenzialità e le possibilità che avete, sia finanziarie che spirituali. Chiaramente bisogna pensare e progettare e attivare tutti quei sistemi che sono anche esoterici per poter avere un incontro con l'anima gemella. Può esserci anche il caso che in questo periodo l'anima gemella non sappia che esiste un'anima gemella, ma voi dovete in ogni caso iniziare questa ricerca, perché è importantissima, no? E lui vi sta aspettando, anche se magari mentalmente è bloccato e non sa che esiste l'anima gemella, la sua anima inconsciamente la sta cercando dappertutto, come voi state cercando la vostra anima gemella. Il paradiso non si può vedere e non si può raggiungere senza anima gemella, è inutile. Nessun predicatore, o meglio, molti predicatori dicono che si può raggiungere questo stato di paradiso senza l'anima gemella, ma sono delle favole. L'anima gemella è quella cosina che vi darà, perché siete voi, vi darà la possibilità di raggiungere la Samadhi, l'infinito, la beatitudine, la Keter, chiamatemelo come volete, il paradiso. Ognuno poi, ogni religione l'ha definito in un certo modo. Quindi, cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi consiglio, se non avete possibilità, di attivarvi in ogni modo, seguendo sempre il The Gara Marietto Veneziano, le varie pillole, per incominciare a capire cosa sta l'anima gemella. Altrimenti potete farvi fare dei riti di alta magia operativa che siano propiziatori per poterla incontrare. Alcune volte, vi ripeto, magari la incontrate, ma essa non è consapevole che esista un'anima gemella, forse perché si è un po' bloccata in questa incarnazione. Allora bisogna in ogni caso ricordarglielo e fargli presente che esiste questa possibilità, perché ricordatevi che alcune anime gemelle sono un pochettino addormentate, e chi capisce questa importanza ha la responsabilità di fare il primo passo. Bene cari amici,
Detto questo, il vostro Marietto per oggi ha finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, mi raccomando attivate anche la campanella per essere sempre informati quando escono nuovi video e nuove pillole del vostro Marietto, e vi chiede anche di iscrivervi al canale di Telegram Magici Arcieri Bertoldini. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!